Manca ormai una manciata di giorni all'avvio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, una regione che riabbraccia i giochi invernali dopo 70 anni e che proprio in occasione del passaggio della fiamma olimpica ha inaugurato Casa Veneto proprio nel cuore di Cortina. Finalmente Cortina, finalmente Veneto, un'occasione straordinaria, una vetrina internazionale per questo straordinario territorio. Oggi, oltre ai vari appuntamenti istituzionali, ho inaugurato le due varianti, che sono opere importantissime per questo territorio. E quella delle Olimpiadi invernali sarà un'occasione preziosa per raccontare e valorizzare le eccellenze del territorio. L'opportunità infatti di Casa Veneto è nata proprio per far conoscere le eccellenze del Veneto, far incontrare gli operatori con chi arriva da tutto il mondo per visitare le Olimpiadi e quindi cercare di fare un incrocio, insomma, di far conoscere le eccellenze venete, ma soprattutto anche quel Veneto meno conosciuto che avrà l'opportunità di questa vetrina che saranno le Olimpiadi. Casa Veneto è ospitata nella Casa delle Regole in Corso Italia e rimarrà aperta dal 6 al 22 febbraio e poi in occasione delle Paralimpiadi. Al suo interno un'area dedicata alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze turistiche, enogastronomiche e produttive venete. Una capacità produttiva di una varietà di coltivazioni, di prodotti, di agroalimentare, di trasformazioni, di marchi consolidati che il Veneto rappresenta, ma che soprattutto è famoso nel mondo. Che queste Olimpiadi siano anche una boccata d'ossigeno per l'agricoltura di montagna, per i produttori. Noi in montagna abbiamo bisogno di avere veramente una boccata d'ossigeno, di avere anche una prospettiva. C'è l'assessorato alla montagna che sto costruendo perché l'ho preso da zero, lo dico con molta franchezza, ma che in qualche maniera rappresenta anche le difficoltà della gente di tutti i giorni, la carenza di servizi, i giovani che se ne vanno via, che non trovano appartamenti perché le locazioni sono costosissime e tutta una serie di altre questioni che purtroppo attanagliano me, ma creano preoccupazione a tanta gente, a tanti sindaci di questa montagna.